Buonasera e ben ritrovati amici di Sportisti, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi l'ottava giornata di campionato di serie di calcio a 5, girone B di Palermo, che vedrà contrapporsi il Rotero San Vincenzo e il Palermo Futsal Club. Vediamo subito le due formazioni già schierate in campo per completare, anzi per continuare, forse per meglio dire, il loro riscaldamento. Già è stato effettuato infatti il riconoscimento da parte del direttore di gara, il signor Rodolfo Maurizio Contreras della sezione di Palermo, che infatti ripeto proprio in questo momento farà sicuramente eseguire alle due formazioni il più che classico cammino verso il centrocampo, poi squadre che si metteranno una dall'altra, l'altra chiaramente nell'altra parte del campo, e poi finalmente potrà iniziare questa importantissima sfida. Nel frattempo stanno continuando ancora una volta il loro riscaldamento. Vediamo sotto la nostra postazione proprio Leto, Corona, vediamo se che apporto potranno dare al match, ma bisogna effettuare chiaramente l'ingresso in campo. Vediamo infatti con la numero 5 subito Parisi andare verso la porta, che poi porterà chiaramente, scusate il gioco di parole, al campo. Nel frattempo Sugianne ci regala un mancino non irresistibile, non uno dei suoi tiri forse, visto che è abituato i tifosi rosanero a ben altre occasioni. Nel frattempo sono già davanti la porta per l'ingresso in campo. Si attende soltanto che il signore Contreras faccia entrare le due formazioni. Vedete qui Lorenzo Lopez levarsi e disfarsi anzi della sua felpa. Oggi una condizione climatica che può essere un fattore della partita, c'è tanto freddo e anzi possiamo anche dire che in questo momento ha smesso di piovere, ma fino a qualche minuto fa la pioggia era praticamente uno dei protagonisti in campo. Non soltanto i 24 calciatori, 12 per parte, oggi in questa partita. Nel frattempo ecco il signor Contreras, vediamo Vito La Fiura, il capitano rosanero. Per lui una stagione al momento iniziata molto molto bene, con 10 gol in 7 partite, anche 3 assist per lui. La carica anche del pubblico rosanero, poca confusione oggi forse in questa partita, penso perché la gara è molto importante, una partita che può dire veramente tanto per la classifica. Ricordiamo infatti la classifica che vede al momento l'Otero San Vincenzo al terzo posto con 11 punti in campionato, un grande inizio, considerato anche forse la debacle dello scorso anno, una formazione che ha fatto veramente molto molto bene e sta effettivamente forse raccogliendo i frutti dell'allenamento di Marco De Franceschi, oggi assente, ma sicuramente ci starà seguendo. Noi chiaramente lo salutiamo. D'altra parte vediamo invece i rosanero che vengono al momento con 6 vittorie su 6, potrebbero essere 7 su 7, andando chiaramente a contare quella contro il Futsal Emiri, ma gara senza classifica, di conseguenza punti che non sono validi per la classifica. Vediamo Vito La Fiora da una parte e dall'altra Culotta. Vediamo quindi con la maglia numero 8 il capitano Giuseppe Culotta. Dall'altra parte invece Vito La Fiora indossa al braccio la sua solita fascia, quella che si è preso quest'anno dopo averla presa quest'anno. Nel frattempo le due squadre stanno scambiando il classico cenno prima di cominciare. Vediamo tutta la squadra di casa dello San Vincenzo sotto la nostra postazione. D'altra parte invece i rosanesi sono già vicino a Mister Gentile con il suo mitico cappellino, ormai non manca in queste partite. Chissà che non sia una sorta di scaramanzia forse per il mister. Vediamo, effettivamente aveva anche nella scorsa partita. Nel frattempo vediamo chi sarà il quintetto che partirà dal primo minuto. Nel frattempo Calì è carichissimo e va verso la porta, dunque questo è il primo ballottaggio che adesso sciogliamo, perché tra i pali c'è Peppe Calì, dunque non Peppe Giuliano. Questa la scelta. Nel frattempo vi mostriamo il nostro classico tabellino, poi come sempre vi ricordiamo che il cronometro partirà nell'istante in cui il direttore di gara fischierà l'inizio della partita, ma nel frattempo ecco il quintetto iniziale, perché Calì tra i pali, su John e Catania laterali, Chinici centrale, poi lì davanti il solito Vito La Fiura. Questo è il quintetto iniziale per la formazione ospite. Adesso diciamo anche quello del Rotero San Vincenzo, sicuramente Cangemi è come centrale un giocatore molto tecnico, fa sicuramente della tecnica la sua arma migliore. Poi Andrea Cortigiano, vediamo qui sulla fascia destra, poi con la maglia numero 10. Nel frattempo inizia la partita con il più possesso di Cangemi e Cortigiani, con la 10 c'è Stefano Russo. Lì davanti ci manca un giocatore, adesso vi diremo chi. Tanto Cortigiano larga dalle parti proprio di Cangemi. Palermo subito molto difensivo, con Catania che prova una timida
pressione, poi Cangemi subito prova ad imbucare, Calais blocca senza troppi problemi, Sujon prova a rientrare su Cortigiani, sempre molto tecnico il numero 8, si ferma, Sujon chiama Catania, va verso il centro del campo, Mancino, La Fiora contro Cangemi, rientra, poi buono qui il raddoppio da parte di Giuseppe Di Modica e lui dunque il titolare su quella fascia, poi commette fallo su John, era effettivamente in ritardo, commette fallo, dunque calcio di punizione dopo 46 secondi, si ferma per la prima volta il gioco. Tra il padre dovrebbe trattarsi di Umberto Prestigiacomo, adesso vediamo conferma. Cangemi senza guardare, poi Cortigiani lotta con su John, poi casca giù e fallo con il signor Contreras che indica il calcio di punizione. Già abbiamo visto 2 falli, uno per squadra, con Cangemi che allontana un po' la palla, ma si è iniziata veramente da pochissimo, dunque c'è ancora tantissimo da giocare. Su John con il sinistro, Chinnici, su John dopo la pressione di Russo, poi su John esterno, Chinnici, escono molto bene i due, su John, guarda, su John col sinistro, la mette dove Prestigiacomo non può mai arrivare ed è vantaggio Palermo. Ali su John fa 1-0 e questa ormai è diventata una prerogativa di questa squadra, cercare di sbloccare la gara proprio nei primi istanti, forse anche nella primissima occasione, in questo caso è proprio nella prima occasione, perché calcio in porta per la prima volta su John e trova anche la rete dell'1-0, dunque parte male l'Oratorio San Vincenzo, ma chiaramente intanto abbiamo sbagliato chiaramente il tabellino, è 0-1 risultato, non 1-0, correggiamo immediatamente, così il Palermo chiaramente non ci perdonano in questo caso. Cangemi c'ha spazio, guarda Russo e infatti si appoggia proprio su di lui, finte su Catania. Oggi la scelta è stata proprio su Catania e non su Luca Vivarelli, che invece era partito sempre titolare. Questa sicuramente è una scelta di mister Gentile che magari chiederemo a fine partita, vediamo se sarà lui l'intervistato, come ben sapete ormai anche nel post match c'è l'intervista al termine della partita. Vedremo se sarà una delle domande del mister Gentile. Prestigiacomo sbaglia il passaggio, Catania per La Fiora, guarda la porta! Troppo facile per Vito La Fiora che manda un cuore e questo sappiamo anche verso chi è rivolto, perché è rivolto verso il direttore commerciale Filippo Alario. 0-2 risultato dopo 3 minuti. Palermo Futsal che vola. Un errore in fase di impostazione per il giovane portiere Umberto Prestigiacomo, che qui l'ha compiata veramente grossissima. Nel primo gol sicuramente non ha avuto delle colpe, perché su John era praticamente piazzata all'angolino, è possibile da prendere, però su questo sicuramente qualche colpa probabilmente ce l'ha. Russo cerca la porta deviazione e per poco non termina direttamente alle parti di Peppe Calais, palla in calcio d'angolo con il possesso di Modica che alza, Russo aggancio perfetto, poi punta e Calais fa un miracolo incredibile, ma che velocità di esecuzione per Russo, che qui ha agganciato con un tocco sublime, poi con la punta ha cercato di battere Calais, qui veramente un super intervento da parte del portiere, poi fallo e ne pressione su Chinnici, adesso su John per Catania, salta l'uomo Catania, La Fiora, ancora palla di ritorno, sempre per La Fiora ed è rimessa dal fondo, però l'ingresso di Catania credo sia veramente stato perfetto per mister Gentile, che insomma ha indovinato questa volta non un cambio, un titolare, perché Catania è un giocatore molto tecnico, lo stiamo conoscendo in queste prime 8 gare di campionato, prima ha avuto un po' di difficoltà a entrare nelle tornazioni, quindi entrare nei convocati, però adesso sembra veramente stabile con la pressione. Cangemi per Russo, c'è il taglio di Cortigiani, tocca però Lorenzo Chinnici, che oggi è chiamato agli straordinari, perché accanto a lui ci sono Sujon e Catania, 2 giocatori che comunque partono da dietro ma non disdegnano la fase offensiva, per utilizzare forse un eufemismo. Russo, contrasto di Chinnici sul pallone, ancora una volta Russo difende molto bene, commette fallo però Catania, poi alla fine allontana la palla rischiando anche qualcosa, però gioca iniziato soltanto 5 minuti di gara, probabilmente grazie al capitano rosanero. Intanto calcio di punizione con Cangemi, Cortigiani allarga dalle parti di Russo, adesso Di Modica, palla di ritorno sempre per Cangemi, rimane La Fiora come uomo più offensivo.
Nel frattempo non si scalda ancora nessuno, né da una parte né dall'altra. Kangemi cercava un taglio che non è mai arrivato, poi la Fiura, Cordigeni cerca di toccare il pallone, poi il russo va ad anticipare, lo anticipa però Vito La Fiora. Kangemi guarda la porta e poi Calire spinge in un tempo, sembrava potesse prendere due volte, poi Kangemi alza la palla per il compagno, poi il palo, la palla che rimane lì e poi sulla linea su John si salva il Palermo Futsal Club che adesso anche con un pizzico di fortuna fa in contropiede, però grande azione del Oratorio San Vincenzo che per poco non trovava il modo di riaprire questa gara e probabilmente l'avrebbe anche meritato vista l'azione effettivamente posta in essere su John. Chinnici, palla di ritorno sempre per il piccolo numero 8 su John, le finte, destro sinistro, classico su John, ancora col sinistro, trova lo spazio e poi esplode con il piede forte e fa 0-3 il risultato dopo 6 minuti e 25 secondi. Sentiamo nel frattempo la voce di Luca Vivarelli che nonostante sia uno dei più piccoli in campo in realtà è uno di quelli che si fa sentire di più, un giocatore che tende molto a caricare i suoi. A tempo un cambio dentro Vincenzo Russo con la 29 fuori di Modica. Dunque diciamo Luca Vivarelli che soltanto parte dal primo, questa volta non è partito dall'inizio come invece è il suo solito. Russo cerca il tiro con il destro in diagonale, non inquadra la porta. Calì però sembrava in posizione, sembra anche molto concentrato Peppe Calì che ha riposato nell'ultima sfida contro il San Gregorio con al suo posto invece Pino Giuliano. Sbaglia su John, però la man of the match. Russo lotta, poi Catania tocca con la punta, sempre Russo con il tacco molto bene, poi finta di passare e cambia gioco dalle parti di Russo che poi viene tallonato da Catania, fallo, calcio di punizione con Catania rimasto giù, ma soprattutto è rimasto giù anche su John che sembrerebbe aver preso la peggio, si tocca la tibia. Nel frattempo Russo invece fa alzare Ciccio Catania, poi Chinnici cerca di mettere la buona. Tempo la panchina di casa chiede di non perdere tempo, su John si è appena alzato, dunque si può ricominciare con la partita con Chinnici che poggia dalle parti proprio del compagno su John, autore di 2 gol. Inizio impressionante per lui, che quest'anno sembrerebbe vedere la porta ancora meglio dello scorso anno. Catania prova il tocco centrale su John, le statistiche dello scorso anno 10 reti in campionato, quest'anno già 7 in 7 partite, insomma un inizio veramente incredibile per su John che proprio è anche il maestro degli assist perché ne ha fatti 9, intanto la Fiera prova la girata al volo col mancino che però non è fortunata. Kangemi, Russo, non c'è il taglio dei compagni, poi Soggiorno affonda il tackle 2 volte, Russo lo ferma, poi Chinnici cerca il tunnel ma non passa, si continua. Catania allo spazio per rispondere con la tecnica, poi Russo capisce tutto in anticipo e Di Modica invece spreca, sarà rimessa laterale per il Palermo Futsal Club. Nel frattempo Vivarelli e Laeto sono i prossimi ad entrare, vediamo al posto di chi, probabilmente un cambio sulle fasce, sembra anche scontato visto che effettivamente il ruolo di questi calciatori è proprio questo. Oggi a proposito di laterali manca Gabriele Cirafici, noi lo salutiamo, ci sarà sicuramente seguendo da Milano. Nel frattempo si sente anche la voce di uno dei tifosi numero 1 del Palermo Futsal Club, stiamo parlando chiaramente di Ninni Scozzari che come sempre è presente in ogni gara, lo vedete infatti tra il pubblico rosanero insieme agli infortunati Danilo e Diego Alario. Si manca la famiglia di Luca Vivarelli come sempre presente, che noi chiaramente salutiamo. Kangemi intanto è uno spiraglio per i compagni, poi saggiamente indietreggia e si appoggia dalle parti di Russo. Palla poi la Fiura con potenza. Nel tempo Vivarelli si è levato la pettorina, sarà lui prossimo ad entrare, probabilmente al posto di Su John. Russo di Modica, palla sul secondo palo, Russo la carezza e calcia, palla che termina fuori, buona azione per ancora una volta per l'Oratorio San Vincenzo che non sta giocando una brutta partita. Chinnici rischiattato, intanto dentro Vivarelli, fuori su John, cambio ancora più offensivo, intanto palla di Chinnici per Catania, capisce tutto per 6 giochi.
Nel tempo è pronto un altro cambio anche per l'Oratorio San Vincenzo. Vediamo di chi si tratta. Si tratta di Catanzaro, maglia numero 7 per lui. Fa il suo ingresso per Dimotic. Cangemi. Russo. C'è Cangemi. Pallone direttamente invece sull'alto Russo, numero 10. Catanzaro. Pressa Vivarelli ma non affonda il tackle. Poi cerca il passaggio, lo sbaglia. Questa è anche la pressione proprio del numero 6 a dare fastidio al suo avversario. Nel frattempo si sta sistemando la scarpa Russo, però il gioco è fermo. Fuori Catania, dentro Alessio Leto, che ha fatto una promessa prima di questa partita. Vediamo se la rispetterà. Poi la Fiora cerca il tacco, sbaglia Cangemi, la tocca a Vivarelli. Chinnici cerca Leto ma sbaglia anche lui. Poi sempre Chinnici col mancino. Intervento maldestro, però termina direttamente in cassaforte da Calì. La Fiora. Esterno, Vivarelli, palla di ritorno, lotta con il fisico la Fiora, poi Cangemi cerca il fisico la Fiora ma non riesce, poi il Russo buca in velocità, poi compagna e poi fa il gol dell'1-3, salta Chinnici e riapre la partita al Russo. Ci crede adesso la formazione di casa che effettivamente non stava giocando una partita brutta, anzi tutt'altro, però i 3 gol presi a freddo sicuramente hanno aumentato le possibilità per il Palermo Futsal Club di portarsi la vittoria. Leto con la punta viene contrastato da Catanzaro. Sarà quindi calcio d'angolo. Vediamo se il mister Gentile ci regalerà uno dei suoi classici schemi, ormai li conosciamo tutti. Però il mister Gentile li cambia sempre. Leto per Vivarelli che cerca la conclusione di prima, fermato da Russo, che sicuramente è uno dei migliori di questa formazione. Russo allarga dalle parti di Cangemi che guarda i compagni, cerca un tocco, un appoggio, trova infatti Russo e poi direttamente da Prestigiacomo che è stato un tocco di Leto. Prestigiacomo centrale, sbaglia ancora in fase di impostazione. Anche Cangemi a dire qualcosa al giovane portiere, probabilmente per rincuorarlo, forse per l'errore anche precedente. Vivarelli, Chinnici cerca il taglio di Leto che per poco non arriva sul pallone, effettivamente è anche una buona palla, però non è arrivato sulla velocità. Chinnici in precedenza è stato saltato da Russo, questa è già una notizia perché non è un qualcosa che arriva, che avviene ogni partita. Chinnici è uno di quei calciatori che è veramente difficile da saltare perché abbina il fisico ma soprattutto una grandissima velocità fuori dal comune, che per il ruolo di centrale chiaramente un po' atipica. La Fiora intanto tiene la pallone in campo, vede Leto in mezzo, non riesce a servirlo perché c'è la buona chiusura di Cangemi. Sarà quindi il calcio d'angolo. Fiora chiama uno schema, c'è fuori Chinnici, va dall'altra parte Vivarelli, accarezza, cerca il sul testa, poi Catanzaro casca giù, calcio di punizione. È nostro, dai! È nostro, è di là, ed è calcio di punizione con Vivarelli che si è già preso il pallone col mancino, vorrà probabilmente provarlo. Sappiamo che da lì un sinistro come Vivarelli può essere una soluzione molto interessante. Veramente mister Gentile lo sa e infatti non dice nulla al suo numero 6, probabilmente non dicono nulla nemmeno i compagni, anche se c'è un altro sinistro interessante come Chinnici. La Fiera invece si è allontanato, Leto invece è direttamente dentro la di rigore, forse per un tap-in, chissà. Però Vivarelli è un giocatore che ha bisogno di tornare al gol, soltanto 2 in questa stagione. Occorre trovare la marcatura, intanto sono 4 i falli per i padroni di casa che stanno un po' rischiando di arrivare verso il tiro libero perché mancano ancora 15 minuti. Però adesso subentrerà anche un po' l'astuzia, quindi penso che non ne faranno. Intanto Vivarelli col sinistro, prende Prestigio come ancora Vivarelli, palla che si impenna, poi Leto di testa e sempre Catanzaro a dare fastidio. Un buon ingresso quello del giovane numero 7 che ha fatto una buona partita al momento. Leto aiuta Vivarelli che va sul sinistro, lo salta ma palla è già fuori. Russo, c'è centrale Cangemi, viene infatti servito proprio lui. Non affonda la pressione la Fiore, intanto è pronto Gennaro, è stato sicuramente uno degli oggetti del mercato più interessanti
arrivato dal Palermo Calcio a 5, soltanto un gol, ma le presenze sono solamente 2. Cangiami, vuole il destro, prende male, intanto ecco Gennaro, fuori, Vito La Fiora. Gennaro che ha fatto il gol, possiamo dire gol vittoria contro il San Gregorio. Leto la tira in campo benissimo, magia per Vivarelli che non trova la porta, ha sfiorato il palo con l'esterno, poteva sicuramente fare di più, sicuramente poteva avanzare, c'erano tanti metri a disposizione, non se l'è sentita però che palla di Leto. Poi Vivarelli scivolata, palla presa dalle piccole numero 6 che poi serve Leto, la porta avanti, Leto se la porta un po' troppo, aggancio a inseguire, forse qui che seguire per il numero 14 che però in precedenza ha fatto un assist impressionante, quasi senza guardare. Vivarelli però non ne ha approfittato. Cangemi avanza, vuole i metri, lo fronteggia Gennaro e poi con il fisico lo tallona, gli dà fastidio, ruba il pallone e qua c'è qualche dubbio perché Gennaro aveva fatto anche un gol impressionante, però qualche dubbio rimane su questa chiamata da parte del direttore di gara che fischia un intervento irregolare al numero 7 che però si è presentato bene alla partita. Cangemi, Russo, la tocca a Leto, un buon ingresso sempre per Leto che dà grande intensità quando entra in campo. Doppio passo, Chinnici non si fa saltare, poi Calì allontana. Risultato sempre di 1-3 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Un triplice vantaggio per i rosanero, poi il gol dell'oratorio. Russo va sul destro, fronteggia molto bene Leto, poi esce Gennaro, Cangemi fa scorrere il pallone, poi non trova l'appoggio, sbaglia tutto. Poi Russo, non si sono capiti in precedenza, palla di ritorno, questa volta sì, poi va in vantaggio, fallo di Gennaro, calcio di punizione, adesso vediamo anche è il quarto fallo per il Premusa Club che rischia, proprio come l'Oratorio San Vincenzo, 4 falli e 4 falli, dunque potremmo assistere a un tiro libero, vediamo se effettivamente ci sarà, o da una parte o dall'altra veramente. Sarà quindi calcio di punizione con Russo già sul punto di battuta. Vediamo molto largo Cangemi. Sul vertice opposto invece c'è Russo. Dentro l'area di rigore l'altro Russo che indossa invece la 10. Va Russo, schema per il compagno. Palla sul secondo palo. Calè mette il piedone e allontana la sfera. Nel frattempo Vito La Fiora a colloquio con Carmelo Punzina, il vice allenatore. Poi la conclusione di Russo e ancora una volta super Peppe Calì mette i guantoni e fa un altro miracolo. E ancora corner, la tocca a Gennaro, palla che passa ma soltanto per un istante, poi il Russo lo insegue Gennaro, regala il pallone su John che casca giù, calcio di punizione, quinto fallo, poi su John e Cangemi si dicono qualcosa, c'è anche una spinta brutta chiaramente lui. Però tutto calmato. Calmo Suggi, dai! Gianni sta parlando con Russo che sta cercando di spiegare le sue ragioni. Poi Chinnici parla invece con Cangemi. Poi sentiamo anche la voce del solito Filippo Alario, direttore commerciale ma anche tifoso numero 1 dei rosanero. Ormai un tutt'uno con questi colori. Un altro grande acquisto della campagna estiva del presidente Gabriele Pazzaglia. Sarà quindi calcio di punizione. Vediamo Lorenzo Chinnici sul punto di battuta, però è difficile pensare che possa andare a una conclusione. Giocatore molto altruista. Infatti uno schema per Suggiol che tocca, ma poi Cangemi lo spazza direttamente alle parti di Presti Giacomo. Palla alta per Russo che cerca di andare in mezzo. Chinnici non la tocca e si continua. Gennaro con il fisico contro Russo, la porta sull'esterno, poi forse si complica un po' troppo la vita. Gennaro cerca una conclusione in mezzo, trova effettivamente Vivarelli, c'è su John a rimorchio, lui cerca invece l'inserimento sul primo palo di Gennaro, palla che viene fermata, poi Chinnici al volo e Presti Giacomo risponde presente, si era coordinato molto bene, ma che palla precisa di Luca Vivarelli. Calcio d'angolo su John, va in mezzo, sbaglia, poi Cangemi lotta con
Gennaro che fa sentire come sempre il fisico, poi Vivarelli rischia tanto, mancino destro, Vivarelli sguscia via, ma sbaglia. Poi Calì si infuria col compagno, voleva il pallone subito indietro, non è stato così. Anche mister Gentile dice a Vivarelli di scaricare questa palla, ed effettivamente in mezzo a 3 calciatori in maglia bianco-azzurra. Su John, Chinnici su John, cerca l'appoggio su Gennaro, chiede molto bene Cangemi, poi subisce fallo Gennaro, qui molto ingenuo però Gennaro, perché commette un fallo gratuito. E quinto fallo, adesso rischia tantissimo il Palermo Futsal Club, perché sono 9 minuti che separano dalla fine del primo tempo e non è neanche un fallo da poter spendere, perché ricordiamo sarà tiro libero. Salta l'uomo, Russo cerca la conclusione, Mura Chinnici, poi Cangemi va sul destro, lo salta, Cangemi imbuca, Chinnici tocca poi Russo, è super Lorenzo Chinnici, e adesso sta scherzando con il fuoco il Palermo Futsal Club, perché Doroteo San Vincenzo sta giocando una grande partita, ma intanto si riscalda nuovamente Francesco Catania. Cangemi, poi il Russo prova il dribbling, fuori Cangemi, però non è pronto il cambio. Cioè è pronto quando vuoi. Poi Vivarelli casca giù, ma si continua, il primo passaggio per il compagno, è stato un cambio, stavano quasi per combinare la grossa, poi scivolata di Chinnici sul pallone. Adesso i ritmi si sono veramente indiavolati, con Chinnici che ha provato una scivolata rischiando veramente tantissimo. Sembrava sul pallone, però ha rischiato veramente tanto. Con Enrico Bono che ha preso il posto di Cangemi, dunque sarà lui centrale con la numero 9, un po' insolito però. Su John, rischia tanto, la pressione molto alta da parte di Catanzaro, poi su John la tiene in campo. Sul destro si complica tanto la vita, si appoggia Vivarelli, finta, palla di ritorno per su John con il destro e poi la tocca e va in porta. Sembrava potesse uscire questa palla, ma forse il vento probabilmente ha aiutato la traiettoria. Su John fa tripletta, ma che palla di Luca Vivarelli, poi rimane giù, ma in tanta stanchezza. Palla perfetta di Luca Vivarelli. E poi il cambio dentro Francesco Catania, al suo posto è uscito proprio l'autore dell'assist Luca Vivarelli, che dunque firma il suo secondo passaggio decisivo in questo campionato. Enrico Bono, tanto tripletta per su John, si riscalda Lorenzo Lopez, uno dei nuovi arrivi, anche lui ha impiegato veramente pochissimo a farsi amare con questi colori. Tanti interventi difensivi, tanta grinta in campo per il centrale ex Rotero San Giovanni Battista. Tanto Chinnici imbuca per Gennaro che non arriva a calciare con il tacco, addirittura l'ha provato. Poi Chinnici l'anticipo, guarda la porta, le finte, si ferma Chinnici, poi si è fermato perché è rimasto giù il suo avversario. Il grande momento di sportività per Lorenzo Chinnici, applausi per lui. Gioco momentaneamente fermo, risultato di 1-4 perché si fosse sintetizzato in questo istante, aiuta il suo avversario a rialzarsi. Si tratta di Russo, che è decisamente uno dei migliori in campo oggi, un palo, un gol, ma soprattutto tante occasioni. Poi palla che viene restituita, grande gesto di sportività per Rotero San Vincenzo, una gara molto maschia però comunque corretta, e questo sicuramente è un dato da segnalare. Tanto su John avanza per diversi metri, le finte su John, nasconde la palla, vola il sinistro e ancora una volta trova una deviazione, però su John diverso, anche lui come Chinnici dallo scorso anno, meno assist più gol. Credo che a mister Gentile comunque vada bene anche così, perché gli assist comunque continuano a farlo. Su John, schema per Gennaro che prova a incrociare con questa volée, palla effettivamente molto complicata da mandare in porta. Questi Giacomo serenamente, poi scarica sul compagno Russo. Chinnici la tocca, poi Russo
si ferma la sterzata, poi palla imbucata, Chinnici interrompe tutto, minuto 25 su John, c'è tanto spazio per il numero 8 e cerca i compagni in mezzo, non li trova e fa ripartire l'oratorio con l'azione di Catanzaro, la tocca Catania, però un passaggio su Riccobono che avanza, Russo si incespica sul pallone, poi pressione di Gennaro che ruba la palla, ringhia il 7, poi casca giù e qui è tutto regolare, ma ha rischiato veramente tantissimo Gennaro, perché andando giù probabilmente con la mano potrebbe avere probabilmente ha toccato il suo avversario, quindi forse qui il fallo poteva anche starci, sicuramente che il tiro libero non per il signor Contreras che ha deciso di non sanzionare questa leggerezza, chiamiamola un po' così, da parte di Gabriele Gennaro, però sembrava effettivamente evidente come avesse toccato anche nel modo di cadere con il braccio. Poi cerca il passaggio in mezzo con Calì che invece mette il piede. Poi cambio fuori Gennaro dentro Corona. Forse aveva anche rischiato effettivamente in precedenza di regalare il tiro libero. Mister Gentile ha capito, infatti ha iniziato un giocatore meno aggressivo come Corona che fa il suo ingresso. Nel frattempo cambio perché è entrato anche Lorenzo Lopez al posto di Sujon. Chinnici per Corona, guarda la porta, Corona! E prova a fare una delle sue solite magie. Alessandro Corona, uno dei mancini sicuramente più interessanti di questa categoria. Passi! Per poco non fa una perla. Lopez, Corona, palla col sinistro, sbagliata per Catania, poi avanza e calcia Calì ancora, mette il piedone e fa l'ennesimo intervento della sua partita. Che gara anche per Calè. Vediamo se ci sarà la staffetta con Giuliano. Poi Chinnici allarga per Catania, la controlla e poi intervento perfetto di Russo. Catanzaro può puntare l'uomo, vuole fare tutto solo Catanzaro, viene murato però da Corona. Poi Russo, c'è largo Riccobono, non lo serve, lo fa adesso. Non affonda la pressione Corona, la fa invece Catania. Poi Russo avanza, giro palla difensivo per l'oratorio San Vincenzo con Russo che avanza, va sul destro, porta sull'esterno Corona, poi lo salta, potrebbe calciare, ci pensa, si chiude con Chinnici che da lì fa uno degli interventi più facili probabilmente della sua partita. Tanto il direttore di gara fa sedere tutti i componenti della panchina di casa che erano effettivamente tutti alzati. Rimessa, battuta forte, male però perché prende con l'interno collo quasi verso la punta, non nella parte favorevole per questo tipo di giocata. Intanto Chinnici si complica la vita, poi allunga per Corona, anticipo perfetto di Riccobono, aggancio di Russo, ancora una volta Chinnici. Russo, ecco pallone dalle parti di Catanzaro che può puntare l'uomo, invece si appoggia saggiamente da Russo, finte, poi rischia tanto contro Chinnici, poi bucano Corona, Catania e anche Lopez, insomma dei tanti dalle parti di Calì. Minuto 29 di gioco, mancano 60 secondi, poi sbaglia Calì, poi Russo, salta tutti, Russo e Catania leva le castagne dal fuoco con una grande chiusura difensiva. Qui l'anticipo su Chinnici, poi è stato lo stesso Catania a negare questa azione offensiva. Va Russo intanto per il compagno, passaggio sbagliato però, l'ha preso anche in controtempo, non c'è fretta per il Palermo Futsal Club. Ricordiamo il risultato di 1-4 perché si fosse sintetizzato in questo istante. Chinnici per Lopez, Chinnici, palla centrale, Catania, gancio delizioso, poi si appoggia Chinnici col mancino, perfetto nel controllo, Lopez, Chinnici di prima per Catania, l'anticipo di Riccobono, di Russo, chiedo scusa, Chinnici va sul mancino, il taglio di Catania, la porta con la sola! Ciccio Catania fa tutto benissimo sul passaggio meraviglioso di Lorenzo Chinnici ed è 1-5 risultato. Secondo gol in campionato per Catania che
ci ha preso gusto con queste giocate, perché nel suo gol, l'unico realizzato, aveva fatto praticamente uguale contro il Futsal Club Monreale, in quel caso saltando il portiere. Questa volta non l'ha proprio saltato, però la finta comunque c'è stata con la suola. Dunque gol dell'1-5 negli ultimi istanti del primo tempo, però si continua. Però che palla di Chinnici, perché se l'è portata davanti e poi con il taglio. Catania ovviamente sapeva di quel taglio, credo che soltanto vedendolo prima si possa partire, era molto difficile, un vicolo cieco quasi. Russo avanza, una buona gara per lui, poi Corona con il rischiando tanto il tiro libero. Vittoriano ci ha pensato un istante, Corona ha allargato sicuramente il braccio, sarà dunque tiro libero con Russo che dovrebbe andare. Infatti Corona adesso sta mimando di averla toccata effettivamente col braccio, dunque chiede forse anche scusa al proprio tecnico, però dice col polso addirittura. Abbiamo anche la zona anatomica, l'articolazione radiocarpica, così anche per dire un termine più specifico possibile e citare chiaramente l'anatomia umana. Intanto Russo si appresta a battere contro Cali, che apre le braccia così per aumentare il volume e anche un po' per sfidare il suo avversario. Vediamo se andrà con la potenza o con la precisione. Russo sta guardando attentamente il suo avversario. Va Vincenzo Russo e Cali la respinge, poi Chinnici la porta lontano, ma va bene così. Finisce il primo tempo, risultato di 1-5 con questa grande parata di Peppe Cali, che al momento sta portando il risultato con il risultato di 1-5. Noi vi ringraziamo e come sempre vi ricordiamo di rimanere connessi, perché solo qui sui canali di Sportissimi il secondo tempo in esclusiva dell'8ª giornata di campionato che vede affrontarsi Oratorio San Vincenzo e Palermo Futsal Club. A dopo! La squadra mi è piaciuta, specialmente nei primi 20-30 minuti. Che devo dire, io sono arrivato ieri sera e neanche i ragazzi ancora si conoscono, quindi ho detto ai ragazzi non vi preoccupate, avete fatto una bella partita, piano piano ci dobbiamo guardare tutti negli occhi e cercare di dare quell'input, quella carica giusta e cercare di tirarci fuori da questa situazione. Non era questa la partita dove dovevamo vincere, perché poi se si vince a volte sai come è calcio, però sapevamo che l'avversario è quello tosto, sapevamo che quelle sono una squadra bella quadrata, la squadra per ora più in forma del campionato, anche se i miei non mi hanno dispiaciuto. Abbiamo preso il primo gol, ci siamo rimessi di nuovo a giocare e purtroppo nel secondo tempo sono fatti 2 errori madornali della nostra linea difensiva. Peccato, perché anche sull'1-0 finiva 1-0, alla fine poi ci avevamo sui 180 minuti, ma 3-0 tutto meritato, quindi dobbiamo pensare a domenica, che anche domenica non è che sarà una gara di quelle dove cercheremo, tu mi conosci, faremo di tutto per portare qualche punticino, ma sappiamo che lì è quasi vietato prendere punti, quindi sono molto ottimista, la società mi sta vicino, dobbiamo prendere i giocatori, eravamo 11 contati, 11 con Matiu che si è fatta la puntura, non c'è niente di sa quale cosa. L'unica cosa che mi dispiace è che i ragazzi prendono 3 gol e magari mentalmente si deprimono sempre di più, questo è quello che mi dispiace, nel resto già era quasi scritto, lo sapevamo, diciamo. Il mio credo. Sì, la società mi ha detto che in settimana, la prossima settimana arriveranno 4-5 giocatori di categoria, perché non possiamo sbagliare, che se si sbaglia si retrocede, quindi sono molto ottimista in questo senso. Poi ci metterò del mio e piano piano faremo la nostra parte, anche perché nel girone di ritorno le prime 10 partite incontreremo tutte squadre alla nostra portata, non dico che sono più forti ma neanche più deboli, diciamo tra virgolette, quindi possiamo fare punti se vogliamo. Poi se vengono bene, se non vengono pazienza, ci abbiamo provato. Ma avete visto tutti, me l'hai detto tu questa domanda e io rispondo, non do la colpa all'arbitro perché abbiamo perso, assolutamente no. Però diciamo che ogni fallo del Mazzara era un'ammonizione, ogni fallo del Castelbuono non era ammonizione. E vabbè, ci sta. Non mi ha dato un rigore che lo dovrò andare a vedere negli highlights.
il gol a Ricciulli l'ha visto solo lui, il fallo di mano l'ha visto solo lui. Poi c'è stata un'azione di fallo laterale vicino a me e loro battono un fallo laterale, la palla neanche entra in campo e fischia il fallo assolutamente hanno vinto meritatamente, l'arbitro non c'entra niente, dico ma è l'atteggiamento. E siccome io non sono mai abituato a stare nei bassi fondi della classifica, lo sai, questi atteggiamenti ci sono, che la squadra quella che sta sempre sopra, qualche occhio di riguardo c'è, la squadra che magari e sai com'è, dico sul dubbio fischio per quelle, è una mia opinione, però resta tale. Sto rispondendo perché ma io di solito non parlo degli arbitri. Ma assolutamente sì, però ci dobbiamo presentare, non è che in campo, certo, cioè, diciamo che era quello il nostro obiettivo. Purtroppo ci dobbiamo andare a Castelbuono, non è che non ci presentiamo. Il nostro obiettivo è la salvezza. Da domenica, questa con la Nissa, quello che viene ci prendiamo. Quando verrà l'Atletico già è una finale, da lì si iniziano le partite con l'Atletico. Purtroppo non si dovrà più perdere, quando non si dovrà più perdere. Questo è l'obiettivo della squadra. La società mi sta vicino, mi ha detto che prenderemo i giocatori, quindi va bene così. Sì, è troppo largo. Se finiva 1-0 o un pareggio ci poteva pure stare, perché i due gol, palla inattiva nostra, corner nostro, ripartenza, due difensori miei contro l'attaccante loro, lo fanno passare e vanno a rete, lì si fa fallo, quindi la palla, infatti ho pure gridato fate fallo, è stato un errore nostro. Il terzo gol l'avete visto tutti, quindi ho detto che è meglio perché hanno 3-0 non si può commentare, però bisogna lavorare su questa ingenuità. Assolutamente sì, bisogna lavorarci tanto, bisogna prendere qualche difensore di esperienza da mettere vicino a Baiata, a Benivegni, a tutti i ragazzi. Bisogna lavorare accettando, se ho accettato vuol dire che ci credo, se no mi stavo a casa e magari facevo altro. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile e particolare, perché anche se in questi 2 o 3 giorni si sentivano determinate situazioni legate al Mazara, io l'avevo detto ai ragazzi, Mazara è una società ambiziosa, è una piazza importante, quindi chi gioca da parte loro faranno una grande partita e metteranno il cuore. Noi non dobbiamo dimenticare che siamo una neopromossa, non dobbiamo dimenticare che veniamo dalla promozione, quindi per noi è un cammino che stiamo facendo abbastanza bene. In campionato stiamo facendo grandi cose, ora abbiamo fatto una grande semifinale di andata di Coppa, però non è ancora più solente perché il ritorno sarà un'altra battaglia sportiva e può succedere di tutto. Io cercherò di tenere alta la concentrazione, anche se 1-0-3 è un risultato molto importante, però saranno altri 95 minuti di battaglia sportiva, perché uno dei nostri obiettivi ormai è quello di andare in finale di Coppa, quindi siamo sulla strada giusta e cercheremo di raggiungere questo obiettivo. Sì, penso che se non ci sono problemi burocratici dovremmo giocare nel nostro nuovo stadio che ci daranno in questi giorni. Per questo io voglio ringraziare la società, i ragazzi. I complimenti vanno a loro perché è da 4 mesi che ci alleniamo in un campo lontano 20 km da Castelbuono, giochiamo sempre fuori casa e se abbiamo fatto dei buoni risultati soprattutto è merito della società che non ci fa mancare niente. Nel nostro piccolo stiamo cercando di rispettare i piani e i ragazzi che fanno tanti sacrifici. Voglio anche dire che secondo gli addetti ai lavori noi abbiamo l'ultimo e il penultimo budget di eccellenza. Questo significa che si sta facendo un gran lavoro, ce la giochiamo ogni domenica, veniamo da un percorso di crescita continuo. Il nostro obiettivo è la salvezza e come hai detto poco fa tu, se riusciamo a fare bene queste 2 partite e il ritorno della semifinale di Coppa che dovremmo fare in casa, poi ci giochiamo la finalissima il giorno 20 gennaio. E per noi è già un sogno, perché ripeto, questa squadra è una neopromossa, con il budget più basso dell'eccellenza e sia in campionato e sia in Coppa ci stiamo facendo rispettare. Quindi continuiamo così, però non abbiamo fatto niente, il nostro obiettivo è salvarci, il nostro obiettivo è lavorare giorno dopo giorno, il nostro obiettivo è fare bene nella partita di ritorno della semifinale di Coppa. Giocheremo contro un'altra grandissima squadra, una squadra che è stata costruita per veleggiare nei piani alti della classifica. In questo periodo abbiamo giocato contro Mazzarese, Mazzara 46, Misilmeri, Nissa, oggi una semifinale di Coppa. Veniamo da un percorso molto pesante. Direi qualche acciaccato, vediamo di riuscirlo a recuperare per sabato, perché siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida tra Onotero San Vincenzo e Palermo Futsal Club. Diretto di gara il signor Contreras è già in campo, così come le 2 formazioni. Dimostriamo il nostro classico tabellino risultato di 1-5 per chi si fosse situazione in questo istante su canali sportivi, ma siamo chiaramente sicuri e certi che ci seguite fino dal primo minuto, anche perché proprio nei primi istanti
ha avuto il vantaggio rosanero dopo 3 minuti. Una magia di Ali Sujon, sta riscaldando Peppe Calì. Facciamo vedere anche queste cose. Poi chiaramente ricordiamo che il cronometro partirà dal momento in cui ci sarà il fischio da parte del signor Contreras. Palla su La Fiura. Dunque La Fiura, Catania, Sujon, Chinnici e Calì. Questo è il quintetto scelto da Mister Gentile. Dall'altra parte invece abbiamo Russo, abbiamo Catanzaro, Lazio Russo, poi Cangemi e tra i pali sempre Prestigiacomo. Dunque inizia il secondo tempo di questa sfida con il primo possesso per il rosanero con Sujon e Chinnici. Presidio di Russo, che come abbiamo detto anche più volte è decisamente uno dei migliori di questa formazione. Un gol, un palo, ma anche tanti pericoli creati. Sujon danza con la sfera. La Fiura. Catania chiede il pallone ma non viene servito. Va da Chinnici. Compagni di 1000 avventure per La Fiura. Catania 1-2. Poi l'anticipo perfetto da parte di Cangemi, che qui aspetta l'arrivo del compagno Prestigiacomo. E poi Russo. Scivolata di Sujon. Poi Russo cerca la porta con il mancino. Ci ha provato. Stefano Russo con la 10. Vincenzo Russo con la 29. Catania. Chinnici rischia veramente tanto il Palermo Futsal Club, poi la butta in avanti, Sujon in anticipo, la tocca a Cangemi con l'esterna, gancio delizioso di Catanzaro che non ha iniziato la partita nel primo tempo, ha iniziato di modica. Questo quindi il cambio per la San Vincenzo rispetto al primo tempo. Esterno di Cangemi, sbaglia tutto, poi Sujon rallenta un po' il gioco, tende Chinnici che la carezza col sinistro e sul destro poi rientra Sujon. Centrale, Catania, non lo serve, va dalla Fiura che guarda la porta, carica il destro, palla che termina fuori. Ci ha provato Vito La Fiura, era però molto complicato obiettivamente trovare una conclusione da lì. Prestigiacomo comunque sembrava sulla direzione. Catanzaro, lasciarlo il possesso, Cangemi, il taglio a scucchiaiare del 20. Poi Calì va lunghissimo a cercare La Fiura, palla però che non arriva tra i piedi del capitano numero 11 con il suo gol numero 11 quest'oggi sull'assist di Francesco Catania. Poi cerca una palla mix tra palla di morte e secondo palo, Cangemi sbagliando però probabilmente i suoi compagni non hanno dato l'appoggio da lui richiesto. Ex calciatore del risultato San Lorenzo. Chinnici cerca e ottiene La Fiura, adesso da palla di ritorno e adesso lo fa Chinnici sul secondo palo per Prestigiacomo, mette una pezza buona qui la chiusura del portiere, poi ripartire il contropiede con il Russo che guarda i compagni, punta Calì sul primo palo e fa 2-5, ma riapre Russo. Questo è forse un concorso di colpa tra Sujon che ha fatto calciare con troppa libertà e Calì sul primo palo probabilmente avrebbe potuto, ma vorrei utilizzare un altro verbo, avrebbe dovuto sicuramente fare di più, soprattutto un portiere della qualità incredibile come Peppe Calì. Sujon prova le finte, si dimentica la palla, Chinnici cerca il pallone in mezzo per La Fiura, capisce tutto Cangemi, poi lotta con il fisico, La Fiura conquista, Chinnici tocca con la punta, ma tocca però soprattutto Russo che mette in rimessa laterale. Catania prova a girarsi, prova ad esplodere la sua tecnica, ma questa volta sbaglia, poi Sujon li conquista, sempre Catania, scucchiaia per La Fiura. Non si sono capiti i due. Cangemi hanno riaperto la partita, padroni di casa qui al P5. Poi il Russo cerca il tiro, deviato da Chinnici, palla in calcio d'angolo, continua l'assedio dell'oratore San Vincenzo che comunque quest'anno sta giocando una grande stagione, perché ricordiamo 11 punti raccolti fino a questo momento, sono invece 18 per il Palermo Futsal Club, potrebbero essere 21, ma occorre terminare la partita prima. Cangemi intanto, raddoppio di La Fiora. Cangemi con la punta, Russo si appoggia da Catanzaro, aggira Sujon, lo salta Catanzaro e poi Calì respinge perfettamente La Fiura, fa valere quel fisico, va in avanti Sujon, c'è sul secondo palo Catania che sbocca, Sujon, palla in mezzo, Catania la carezza col sinistro, poi La Fiura e viene respinto e poi da Cangemi, così divora il gol. Russo scivolata, anzi tentata, poi contrasto in piedi per il super Lorenzo Chinnici che come sempre non regala nemmeno il pallone, non lo getta via.
dà direttamente su John che sbuca in mezzo a due. La Fiura, c'è la sua posizione di Chinnici, riceve il pallone, Chinnici, le finte, salta, cerca di saltare il portiere. Poi forse anche lui un errore per Lorenzo Chinnici, il primo della sua partita. Russo, adesso si sono allungate le squadre, Kangemi, c'è largo Russo, vediamo se lo serve. Lo fa adesso, esce Catania, Russo viene steso però da Francesco Catania e infatti calcio di punizione. Giocano subito Catanzaro, Kangemi la difende con il fisico, Catania cerca di non commettere fallo come in precedenza, infatti lo porta verso il centro del campo, poi lo lascia. Catanzaro cerca il tocco in mezzo, la tocca Chinnici, sarà quindi corner per San Vincenzo. Io se chiameranno uno schema i padroni di casa, nessuno schema. Kangemi, pressione di La Fiura, rischia tanto perché La Fiura sta per rubare la palla, la tocca ed è anche l'ultima a toccare qui Kangemi. Sarà dunque rimessa laterale, dunque qui un errore da parte di Kangemi, non ci aspettavamo, un giocatore molto tecnico. Solitamente non fa questi errori. Su John, La Fiura in mezzo a tre, su John. C'è Chinnici, non lo serve, va in mezzo a due, su John, con la suola, casca giù ma si contiene. Russo può puntare Catania, va sulla velocità, Russo sul destro, taglia per il compagno e riapre ancora una volta la partita con Catanzaro da terra, fa 3-5. Adesso rischia veramente di capitolare la formazione di Mister Gentile, che dovrà sicuramente intervenire con qualche cambio perché ormai sembra abbastanza evidente, la formazione ospite si è quasi fermata, forse un po' troppo sicura sul risultato. Il risultato infatti è cambiato perché da 1-5 e 3-5 dopo soltanto 6 minuti di gioco sta veramente rischiando col fuoco qui la formazione rosanero. Attacco di Chinnici, Catania, c'è tanta tecnica in campo con La Fiura su John, Chinnici e Catania, però forse il fisico magari di Leto o di Gennaro potrebbe fare la differenza in questo momento, perché la corsa di Leto soprattutto. Su John, la tiene, suola, poi esterno per Catania, lotta con Kangemi, ma la meglio, poi scivolata bruttissima. E qui rischia veramente tanto, ma niente, neanche un cartellino giallo. Sembrava potesse starci, in realtà da qui anche Calia chiamare il direttore di gara per l'utilizzo di una sanzione di colore giallo, ma non per il signor Contreras, che dunque fischia il calcio di punizione, ma nessun cartellino. Vediamo Chinnici sul punto di battuta, ma probabilmente andrà con uno schema, uno dei classici di Mister Gentile. Guarda i compagni Chinnici, cerca la porta, deviazione doppia, poi Catania con la suola, su John, l'anticipo, su John, salta tutti, guarda i compagni, poi la porta! Ancora su John! E poker personale! Poi le urla di Calì, di felicità e l'abbraccio col compagno, poker di su John, sempre più man of the match. Il risultato, poker di su John, che oggi sta veramente salendo in cattedra, una prestazione super. Intanto si sta riscaldando Lorenzo Lopez, questo è un cambio che vediamo praticamente in ogni partita. Poi contrasta anche La Fiura su Catanzaro, sfruttando probabilmente il mismatch fisico, ci per citare anche un termine cestistico. Kangemi, Presti Giacomo, allarga, poi Chinnici tocca con il braccio, poi Russo chiede il cartellino giallo. Vieni giallo qua, Stefano. Cambia tutto, Russo può puntare Catania, destro-sinistro, salta due avversari, poi salta pure Catania, ma non Chinnici, che si mette come un muro. Poi Catania con le braccia dietro la schiena e poi Chinnici guadagna anche una rimessa. Va lunghissimo per La Fiura che cerca il rimbalzo, forse poteva anche calciare di prima ma era molto complicato. Intanto Kangemi, Russo, palla di ritorno, Kangemi contro su John che recupera l'ennesimo pallone della sua partita, poi subisce anche fallo. Signora, un'ora ora, signore. Poi è rimasto giù su John.
Stefano, vieni. Nel frattempo cambio, fuori Russo, dentro Riccobono, questo è il cambio, anche per dare forse gli ultimi minuti, adesso un pizzico di riposo, poi gli ultimi minuti finali per attaccare con tutte le forze per l'oratorio probabilmente. Su John, Kinnici, palla di ritorno, questa volta sbagliata perché l'idea non era sicuramente sbagliata, ma su John forse non ha più il fiato per queste corse. Siamo magari dal minuto 40, bisogna anche capire effettivamente dal punto di vista fisiologico. Tanto Kinnici l'anticipa. Non cede la palla, Kinnici c'è dietro la Fiura, vale il sinistro, calcio in porta e per poco non si infila Catania sul secondo. Risultato che rimane sempre sul 3-6. Russo. Taglio centrale, va con l'esterno, Kangemi, palla di ritorno, poi lotta ancora Kinnici, palla che passa. Però non è stata nemmeno data forse in rilascio. La Fiura lotta contro Catanzaro, poi l'aiuta Kinnici. Presi gioco. Kangemi, c'è spazio sulla sinistra, infatti ottiene il possesso Russo. Tanto si riscalda Lopez, ma anche Vivarelli e Gennaro si alza dalla panchina. Kangemi. Il taglio centrale di Catanzaro, lui però preferisce andare da Kangemi. Centrale, avanza con tanta tecnica il numero 20. Sbaglia il tocco centrale, la Fiora apre il compasso e intercetta, poi Russo, azione ancora per l'oratorio, Catania col rimpallo 2 volte, non riesce, poi Kangemi apre tutto per Catanzaro che fa 4-6, con tanta ingenuità per il Palermo Futsal Club perché si era fermato per discutere col direttore di gara. Saggiamente l'oratorio invece ha continuato a giocare e infatti trovato il gol del 4-6. Ancora Catanzaro, di una doppietta, tempo dentro Lopez, fuori Catania, dunque doppio centrale per il Palermo, una tattica vista più volte, poi sbaglia anche Kinnici. Poi chiama, raccolta la squadra, Luca Vivarelli di giocare con la testa, Kangemi sbaglia ancora un altro pallone, la Fiura vuole la posizione su John, non lo serve, la Fiura suola, sinistro, apre per Kinnici, secondo palo su John, non riesce a deviare con il tacco. Palermo Futsal che sembra attaccare e essere sempre pericoloso, però non attacca tanto. Questo è quello da Contromovimento. messa laterale con Kinnici, centrale, sbaglia il tocco, buca Kangemi e si lamenta con il signor Contreras, si contiene però Catanzaro, 3 di 2 gol, lotta con Sugion, alla meglio, poi dice il rimpallo, Russo, Kangemi in mezzo a 2, riesce a passare ma non con Lopez, la Fiura la tocca, poi non va sul pallone Riccobono, si continua, la Fiura, Lopez attacca anche Kinnici, viene servito in questo momento, guarda i compagni, Kinnici apre per la Fiura, guarda la porta, si ferma, adesso perde anche l'azione offensiva il Palermo con la Fiura, Sugion. Lopez di ritorno, ancora per Sugion. Azione insistita però negativa per il rosanero. Poi si dicono qualcosa con Russo, però non capiamo sinceramente il brutto intervento che è fallo di Sugion, anzi con Catanzaro, non con Russo, chiedo scusa. Poi Sugion dentro Luca Vivarelli, sembrava però potesse essere fallo opposto sicuramente, per scivolare foto di Catanzaro, però poi punta e Calì risponde ancora, super Calì, poi fallo da parte di Riccobono. Poi tanto commenti da fuori che chiaramente condanniamo. Dopo si è rialzato Lopez, anche Giuliano qui a predicare calma alla Fiora, l'esperienza di Pino Giuliano che oggi è in panchina, ma la sua voce è molto importante, non soltanto per la squadra ma per il movimento del futsal, chiaramente un portiere
dal bagaglio di esperienza incredibile. Intanto la Fiura, poi calcia con la punta, però giocherà fermo perché Kinnici aveva commesso fallo. Cangemi apre subito sul compagno, palla sul cercare l'inserimento di Catanzaro, però direttamente da Cali la Fiura cerca i compagni, trova infatti Kinnici centrale, Vivarelli spalla alla porta, si gira, Vivarelli 2 volte, 3 volte, poi Russola meglio, Suola va avanti, pressato, saltato dalla Fiura, prova a rientrare con su Kinnici, rimane lì, poi chiede un fallo ma non viene sanzionato, poi la Fiura da terra, si continua, poi si agganciano con Kinnici, la Fiura, Vivarelli, gioco fermo. Poi di Torigara ha un cartellino in mano. Poi Lorenzo Lopez è molto arrabbiato qui. Sta uscendo tutta la grinta di Lorenzo Lopez. Poi gioco per il momento fermo. Poi su Giovanni forse sta per rientrare in campo, vediamo. Nel frattempo Kinnici con il Russo, altre scaramucce in campo, dentro Gennaro, fuori la Fiora. C'è tanto nervosismo in campo ed è un grande peccato perché è una partita molto bella dal punto di vista calcistico. Non ci stiamo annoiando, risultato di 4-6, tante occasioni, bel calcio. E poi Lorenzo Lopez deve caricare i compagni dicendo di uscire gli artigli. Poi Lopez qui da capitano vero, non ha la fascia capitano, però sta caricando tutti. E questo ora Lopez sta dicendo al mister di stare tranquillo, però il mister è tranquillissimo, dicendo a Lopez ok, stai facendo tutto tu, continua così. Probabilmente il mister Gentile piace questa carica di Lopez. Intanto Gennaro cerca la punta, tanto distanza, time out intanto da parte della formazione di casa, gioco che si ferma dunque con tanta stanchezza. Le squadre sono molto aperte anche a delle azioni offensive abbastanza insistite. Vi mostriamo la panchina di casa dell'Oratorio San Vincenzo che sta cercando di ribaltare il risultato. Una grande partita comunque per i padroni di casa qui al club P5 Cruillas. Vi mostriamo però anche la panchina rosanero con mister Gentile che sta dicendo a questi ragazzi che stanno rischiando veramente tantissimo oggi. Qui sentiamo Lorenzo Lopez, i suoi consigli in fase difensiva. Ok. A tempo mancano 13 minuti alla fine della partita. Vittoria a colloquio con il signor Contreras. Intanto vediamo infatti Kinnici parlare con Peppe la partita, Peppe. A tempo si ritorna in campo. Con direttamente alle parti di Prestigiacomo che apre su Cangemi, c'è spazio per Russo che infatti viene servito sulla fascia mancina. Russo, Cangemi, duettano sempre i due in fase difensiva, sono gli uomini più difensivi. Cangemi prova il mancino, fermato. Poi Russo sbaglia il tocco, Gennaro capisce tutto, guarda la porta, Gennaro si ferma, Gennaro sul sinistro, Gennaro! Prestigiacomo super, ha avuto tutto il destro ma ha voluto andare sul mancino qui Gennaro, sbagliando la giocata. Catanzaro in mezzo a due, Kinnici ancora una volta intervento super del numero 10. Poi Gennaro, finte, perde il pallone, Lopez, Vivarelli, destro-sinistro, ancora una volta Catanzaro, poi Kinnici mette il piedone, Vivarelli corre in pallo, lo vince, poi si ferma, a spazio, Luca Vivarelli apre per Gennaro, aggancia, Gennaro si divora il gol e tanto nervosismo anche in panchina perché ha avuto due grandi occasioni che Gennaro non le ha sfruttate. Poi Vivarelli, palla centrale, Kinnici si cerca la sua magia, Lorenzo Kinnici si ferma, guarda i compagni e cerca con la punta di battere Prestigiacomo che chiude le gambe e con le ginocchia allontana la sfera. E dunque rimessa laterale con Luca Vivarelli. Lopez, Kinnici sulle gambe qui
Riccobono che infatti fronteggia, poi salta Russo, sempre Chinnici, mezzo a 2, mezzo a 3, poi si complica tanto la vita e sbaglia effettivamente. Cangemi, pressione con Gennaro, Cangemi fa una magia, riesce a passare. Cangemi avanza, vuole l'ennesimo tunnel qui. Ha provato un altro fallo di Chinnici. Anche qui qualche dubbio, però calcio di punizione. Poi si continua con la conclusione di Russo provata con Calì che dice infatti hanno giocato, però si attendeva forse il fischio a parte del direttore di gara. Tempo Cangemi chiede il cambio, forse a debito d'ossigeno, il numero 20, buona gara per lui, ma un po' di stanchezza. Minuto 50, dico, ci può anche stare effettivamente. Russo cerca il tiro, Lopez mura, poi Cangemi chiama ancora il cambio, ma la panchina non è pronta. Pronta invece è Catanzaro che farà il suo ingresso. Cangemi, conclusione da fuori, poi cambio, dentro Catanzaro, fuori Cangemi e il centrale diventa Riccobono. Dunque è un cambio che ho visto anche in precedenza. Facciamo sotto le nostre postazioni su John, 4 gol per lui. Sulla linea devi giocare. Russo, mezza a 2, prova a passare, magia, anzi di Catanzaro, chiedo scusa, poi Vivarelli, passa la velocità, Vivarelli con il destro, Russo fa una grande corsa e nega il passaggio al numero 6, che dunque conquista soltanto un calcio d'angolo, rimane dietro soltanto Lopez, inseriscono tutti, va sul primo, poi un rimpallo, Catanzaro, Chinnici la tocca, l'ultimo tocco è del numero 10 rosanero, Russo. Scambio tra Vincenzo Russo e Stefano Russo. Sulla linea, mettili sulla linea. Due ottimi giocatori. Grandi prestazioni per loro. Russo con Vivarelli, l'ultimo tocco e biancazzurro. Presa. Vivarelli. Lopez allontana con Gennaro. Occasione per l'Oratorio San Vincenzo con l'azione insistita di Russo sulla fascia, che ha provato a servire i compagni in mezzo ma non ci è riuscito. Adesso Calì direttamente da Vivarelli. Adesso ci sarà spazio per qualche altro cambio. Minuto 52, Vivarelli rischia tanto. Lopez di prima, Chinnici, per lui tutti i minuti in campo, credo che sia impossibile fare a meno di lui. Apre dall'altra parte Gennaro, guarda la porta, carica il destro, la smorza un po' troppo però. Poi Catanzaro, secondo palo e Calì chiude con una spaccata perfetta. Lopez, Chinnici, scambiano i due Lorenzo. Poi cerca di difendere la palla, Lopez in mezzo a 2, non vince il rimpallo, c'era anche Gennaro che si è schierato, poi sbaglia il tocco, Gennaro guarda la porta, cerca il tiro, oggi non sta trovando per nulla la porta Gabriele Gennaro, per lui più di 60 gol lo scorso anno nel campo di Serie D, nello stesso girone B. Catanzaro sul destro, la traversa e la tocca Calì, ma che tiro! A parte di Catanzaro che ha fatto tremare tutti i tifosi rosanero. Russo, palla di ritorno, poi rimane lì Gennaro, fronteggia Chinnici, va sul destro ancora, le finte, grande passaggio in mezzo, trova Riccobono, secondo palo e poi interviene Lopez e Vivarelli allontana male. Riccobono, si continua tutto regolare, poi scambia sul compagno, Vivarelli non vuole farsi fermare, superare, poi Gennaro casca giù, mette sotto le croce dei pali, però Gennaro giù. E quinto fallo. Adesso arriveranno dei cambi, mister Gentile, mancano 6 minuti su John e con la pettorina, però non sembra in tenuta di gioco. Gennaro rischia tanto, poi Chinnici, rimpallo con Russo, Lopez direttamente da Calì. Lopez prova un aggancio ma sbagliato da parte Siamo messi male, Oratorio. Palla di ritorno ancora Cangemi e poi Calì chiude nuovamente. Che partita anche per Calì. Cangemi è rientrato negli ultimi minuti.
Ricco Bono, palla di ritorno per Catanzaro, c'è dentro l'area Russo, non lo serve. Gira veloce, bravo. Cambia lato, Cangemi, cerca il tiro, il palo da parte numero 20 che poi sorride abbastanza ironicamente, forse per la tanta sfortuna. Intanto fuori Varelli, dentro su John Lopez, Chinnici, Gennaro, tacco illuminante, Lopez guarda la porta e prova con la punta, deviazione di Cangemi, palla in calcio d'angolo, minuto 55 di gioco, mancano 5 minuti alla fine della partita, poi chiaramente qualcosina da recuperare. Sarà intanto corner con Cangemi che sistema la sfera su John e poi dice qualcosa l'indirizzo del direttore di gara. Palla per Gennaro al volo, viene murato, poi la difende con il fisico e suola, Gennaro in mezzo a due, sbaglia. Poi Russo avanza sulla sinistra, cerca il tiro, Cali respinge sul primo palo, palla in corner ancora una volta, insiste, intanto Vito alla fine è pronto ad entrare per Gennaro, Cangemi, le finte, tunnel su Gennaro, poi apparecchia per Catanzaro, Cali dopo anche la deviazione, poi calcio di punizione. Perché non è stato fischiato il calcio di punizione, sembra una spinta, però non si è capito che l'Italia forse non ha indicato con le braccia. Frattempo calcio di punizione, anzi tiro libero probabilmente per l'Oratori San Vincenzo. Ed è quinto fallo, dunque niente tiro libero su John, apre per la Fiura, sbaglia il tocco, tenta la fine intento al posto di Gennaro, Giacomo, Cangemi, palla centrale, Lopez non lo vuole fare girare, Catanzaro, adesso bisogna cercare di rimanere calmi senza effettuare falli, perché ricordiamo che Puzza è ormai al quinto intervento irregolare compiuto, dunque dal prossimo intervento sarà tiro libero, potrebbero essere guai per la formazione di Mister Gentile. Cangemi può allargare il gioco, lo fa adesso Ricco Bono, apre per il compagno, palla di ritorno, guarda la porta, sterzata, finta, Catanzaro rientra, conclusione murata, poi Chinnici guarda un attimo la porta, poi ci ripensa e fa una delle sue solite giocate, la Fiura la porta in avanti, poi cerca il tiro di punta, brutto tiro da parte di Vito La Fiura, non è uno dei suoi tiri, insomma, abbiamo visti sicuramente migliori da parte del capitano rosanero, il leone con la maglia numero 11, Don Vito La Fiura, i più appassionati di questa squadra chiaramente conoscono il suo soprannome. Catanzaro, Russo contro Chinnici, apparecchia dalle parti di Russo che cerca una finta, salta su John, però la palla è già terminata in out con l'ultimo tocco del giocatore con le scarpe rosse, dunque di rosso, quindi possesso Palermo. Su John per Chinnici, mezza a due, una calma impressionante. Chinnici, vorremmo chiedergli effettivamente come fa a giocare con così tanta calma. Intanto su John spreca la palla perché la getta via direttamente in rimessa laterale. Cangemi, Russo, mezza a due con la Fiura, fallo. Adesso sarà tiro libero ed è giallo per su John, però l'intervento magari è stato di La Fiura comunque. È il secondo tiro libero della partita, il primo ricordiamo nel primo tempo con Russo che ha sfidato Calier. In quella circostanza il portiere ha respinto molto bene, minuto 58, 50 secondi, manca un minuto, poi qualcosa da recuperare e l'occasione per riaprire la partita è adesso, più ghiotta che mai per l'Oratorio San Vincenzo. Occhio alla ribattuta, raga. Adesso c'è tanto silenzio anche in campo, forse la paura per i rosanero di vedersi raggiunti dopo una grande partita per un secondo tempo dove è stato tanto schiacciato da padrone di casa. Primo tempo dominato dai rosanero, però il secondo qualcosa non ha funzionato. C'è quello che gli sta vicino. Sarà quindi tiro libero con Russo che sta guardando attentamente il pallone contro Cali che apre le braccia. Su John viene invitato a indietreggiare. 3 minuti.
Poi dice su John che non deve fare altri passi indietro. Va a Russo e respinge Calì e poi la Fiora allontana il pallone, ma allontana soprattutto la paura dei rosanero che si salvano dopo questo tiro libero. Palla alta, Cangemi aveva anche presa bene. Guarda che la buttano la palla. Minuto 60 di gioco, adesso vediamo quanto si recupererà. Calì va lunghissimo direttamente per la Fiora, ma va direttamente da Prestigiacomo. Catanzaro, vediamo quanto manca perché siamo già dal 60esimo. Russo, secondo palo cercato, tocca su John. Anzi no, perché è sembrato abbastanza evidente il tocco di su John da qui, non per il direttore di gara, e indica la rimessa dal fondo. Calì però Doloroso Sangenzo non si è lamentato, forse nemmeno loro si sono accorti del tocco che sembrava da qui evidente. Cangemi, Prestigiacomo, c'è spazio ancora per altre occasioni, vediamo quanto manca. Di Torino non ha dato il recupero, però credo che sia a momenti. Russo va sul destro, su John, lo tallona, lo ferma ma non trova il possesso. Catanzaro, le finte, vuole il destro, Calì ancora con la spaccata, l'ennesima di questa partita. Poi Chinnici saggiamente torna dietro, c'è Lopez che dà il possesso, la butta in avanti, lotta la Fiora, di testa Catanzaro, poi Russo ma non si passa con Lorenzo Lopez. Russo, non esce la Fiora, anche chiamato a gran voce da mister Gentile. Suola, sbaglia tutto, Chinnici nasconde la palla, va giù ed è tiro libero anche per il Palermo Futsal Club che potrebbe chiudere la partita. Andrà Vito La Fiora, mister Gentile chiamava il cambio per Luca Vivarelli, era lui l'indicato, ma non per Vito La Fiora, non per il giocatore che ha promesso di fare doppietà oggi e che ha una dedica speciale. Già la prima l'ha fatta, vediamo la seconda. Nel frattempo su John parla con Russo. Nel frattempo invece Chirici sta sistemando il pallone per l'amico Vito La Fiora. Vito, mi viene ad abbracciare, Vito! Nel frattempo Chirici Mi viene ad abbracciare! colloquio con Cangemi, mentre la Fiora sta guardando il portiere avversario. La Fiora, vediamo come calcia. La Fiora! E non apre troppo con il destro, non trova la porta, rimane sempre sul 4-6. Siamo arrivati ormai al minuto 62 e 38 secondi e con questa azione termina anche la partita. Vince il Palermo Futsal Club che continua la sua marcia verso la promozione in C2 con la 7ª vittoria su 7 di campionato, andando a quota 21. Man of the match sicuramente Alisu John, che ne ha fatti 4, una partita superlativa per lui. Poi bisognerebbe citare sicuramente anche Lorenzo Chinnici, anche Lorenzo Lopez che nei suoi pochi minuti in realtà ha fatto una grande prestazione, anche chiaramente Peppe Calì. Dall'altra parte sicuramente il Russo Catanzaro sono stati tra i più attivi. Noi intanto vi ringraziamo per averci tenuto compagnia come sempre. Qui da Marco Genduso di Sportisti è tutto, vi ringrazio e alla prossima.